Terza giornata del convegno internazionale di studi pirandelliani al Palacongressi di Agrigento, giunto alla sua 56esima edizione, che ha visto oggi anche la partecipazione al dibattito di tanti studenti che hanno assistito interessanti all'iniziativa, con scuole provenienti da tutto il territorio italiano. A dibattere stamani anche docenti ed esperti, tra cui Paolo Puppa, che leggerà in serata la lettera di Svevo a Pirandello nell'ultima sessione, che vedrà anche la consegna dei premi Pirandello 2019, quello riservato al cortometraggio, alla scrittura creativa estemporanea e alla tesina. L'interesse del convegno ha anche registrato la presenza di docenti provenienti dall'estero, come Alice Flemrova dell'Università di Praga della Repubblica Ceca. Io mi occupo di Pirandello più di 20 anni, quindi devo dire che questa grande passione per me è stato veramente un grande piacere, anche un grande onore essere stata invitata dal Presidente, perché per noi stranieri, pirandellisti, è come candidarsi alle Olimpiadi, no? Sì, è la seconda volta che sono a questo convegno e veramente perché oltre a insegnare mi occupo anche della traduzione. Ultimamente sono usciti in ceco 2 volumi dell'opera pirandelliana teatrale che ho curato io, quindi sicuramente adesso ci sarà, io spero che ci sia anche più interesse da parte del pubblico ceco di seguire l'opera pirandelliana sui palcoscenici dei teatri nella nostra Repubblica. Io direi che il messaggio pirandelliano appunto non è legato solo alla Sicilia o all'Italia, perché quell'umorismo, quella base dell'umorismo pirandelliano fondato anche sul bisogno di una empatia verso l'altro, verso diverso, è proprio quel messaggio che è internazionale, globale, che possono percepire anche i lettori e spettatori cechi. Lancia degli stimoli, delle sonde e cerca di strappare i ragazzi ai telefonini e ai social network. Parliamo di lei questa sera leggerà la lettera di Pirandello, ecco, ci anticipi qualcosa? È la lettera di Svevo a Pirandello, che è una lettera che ho inventato, ma su basi documentali, dove mostro la ferocia di Pirandello nel rispondere a uno Svevo imbarazzato e frustrato perché non aveva successo. Quindi immagino che Svevo chieda aiuto a Pirandello e Pirandello risponde in modo sadico. Il tema di quest'anno scelto ha avuto il giusto interesse da parte della platea? È un romanzo minore, suo marito, che però ha il vantaggio di mostrare le crepe in casa Pirandello, perché Pirandello parla di una scrittrice donna e le fa morire il figlio, come dire che per Pirandello siciliano una donna che scrive è destinata a trascurare i figli fino a farli morire, e Pirandello aveva in casa una donna opposta alla scrittrice, perché era una donna completamente indifferente all'arte. È un'iniziativa meravigliosa. In questo momento vorrei però ricordare il grande maestro Enzo Lauretta, che in questo momento sicuramente starà gioendo insieme a noi. Io sono una veterana del convegno, partecipo da sempre, sia quando ero studente, sia dopo 30 anni di insegnamento, da quando insegnavo a Palma di Montechiaro e a volte mandavo i lavori anche da Lampedusa. Sono molto felice perché credo in questa nuova scuola. La scuola per un docente è la sua vita, la sua casa. Io la considero la mia prima casa, a volte l'ho interposta anche alla mia famiglia e Pirandello mi viene in aiuto con le sue opere, sia per me, per la mia vita, ma per quella dei miei studenti che coinvolgo sempre, ogni anno di più. Sentiamo ora il parere degli alunni, cosa ne pensate di questa iniziativa e se vi piace o no Pirandello? Allora, secondo me è un'iniziativa molto interessante perché riusciamo ad entrare realmente in ciò che ha fatto Pirandello, in ciò che ha scritto, quindi nella sua vita. Quindi secondo me è una cosa molto interessante anche perché Pirandello è un buon scrittore, uno dei migliori scrittori novecenteschi, quindi secondo me è molto interessante e molto all'avanguardia come convegno. Prima di tutto devo ringraziare la mia professoressa Nicoletta Marchese per aver dato a noi alunni questa possibilità e opportunità di venire a questo convegno. Io ritengo che sia un'esperienza veramente bella e formativa per noi alunni e
quindi penso che sia veramente interessante. Sì, anche grazie a lei che ci ha fatti innamorare. Una battuta finale, se possibile, un messaggio di speranza per tutti quei colleghi che pensano che i giovani non vogliono studiare. Non sono d'accordo, sono sempre controcorrente. Un giovane segue attraverso l'esempio l'insegnante, non attraverso la cattedra, né dietro la cattedra, né attraverso il libro. Questo è un messaggio rivolto a tutti coloro i quali non hanno avuto la fortuna che ho avuto io di avere studenti che mi seguono.